Si è svolto presso la sede dell'Istituto Nautico Gallo a Porto Empedocle un significativo incontro con la delegazione dei Marinai d'Italia. I relatori hanno motivato gli alunni a proseguire un percorso intrapreso da loro raccontando le esperienze vissute e le varie attività della Marina Militare Italiana. In merito sentiamo un breve estratto dell'intervento di Vito Sclafani di Sciacca sulla sua esperienza in accademia presso la Marina Militare. Io sono stato in Marina, ho frequentato l'accademia e prima di partecipare al concorso mi dicevano tutti non farlo perché solo i raccomandati riescono ad entrare in accademia. Io provengo da una famiglia di pescatori, quindi non avevo nessuna possibilità di trovare una raccomandazione. Però ho voluto così mettermi alla prova. E quindi ho partecipato, ho fatto la richiesta, allora si doveva andare presso una sede della Marina, quindi sono venuto da Sciacca a Porto Empedocle per fare la richiesta e partecipare al concorso in accademia. Quando sono arrivato a Livorno, anzi ve la racconto tutta, non mi hanno chiamato subito. Però mi hanno chiamato di leva, sono arrivato io al Maricentro di Taranto e dopo un mese e mezzo è arrivata la conferma che ero vincitore di concorso. Ma vi volevo raccontare l'esperienza del concorso in Marina. Ero traumatizzato perché tutti mi dicevano è impossibile superarlo, in effetti non è una passeggiata. È molto difficile il concorso anche perché pretendono tanto, però vi posso assicurare che non necessita assolutamente la raccomandazione, perché però non sarei assolutamente entrato a far parte della Marina Militare e quindi in accademia. Bisogna semplicemente mettere a frutto quello che si riesce a prendere a scuola, per questo io vi esorto così, sia per adesso che per il vostro futuro, di apprendere più che potete, perché la chiave di volta insomma, del vostro futuro è dovuta a questo, all'apprendimento, al sapere. Voi vedete ci sono gli insegnanti qua con voi che hanno un ruolo importantissimo. Gli insegnanti cercano di trasmettere tutto il loro sapere a voi. Voi dovete farne buon frutto, quindi diciamo che magari fra qualche anno ricorderete questa esperienza piacevolmente. Però la cosa che io vi invito a fare è quella di non aver paura ad affrontare il futuro, ad affrontare anche gli ostacoli, quelli più grossi insomma, che pensate che ci siano.